Mercoledì 1 luglio 1914. Le salme dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo e della duchessa di Hohenberg arrivano a Trieste a bordo della Viribus Unitis, provenienti da Sarajevo, dove 3 giorni prima è avvenuto l'assassinio. Il giorno dopo, alle 7:45 precise, vengono sbarcate e deposte su 2 catafalchi allestiti sulla riva del Mandracchio. Il feretro che racchiude la salma dell'arciduca è ricoperto dallo stendardo arciducale con i distintivi di capo supremo dell'armata, quello della duchessa dalla bandiera di guerra austro-ungarica. La cerimonia religiosa è celebrata dal vescovo Monsignor Carling, che è assistito da tutto il clero della città. È intervenuto anche il clero di tutte le altre confessioni. Alle 8:30 un drappello di guardie a cavallo si mette alla testa del corteo. Il feretro è seguito dal luogotenente principe Hohenlohe, dal comandante della marina ammiraglio Haus, dal podestà Valerio, quindi i generali, gli ammiragli e gli alti funzionari. Il corteo passa per Piazza Grande, il Corso, via Sant'Antonio, Piazza della Caserma, via Ghega e via Cellini, per arrivare alla stazione meridionale alle 9:15. Le campane di tutte le chiese della città suonano a morto. I feretri vengono fatti salire sul treno che li porterà a Vienna per i funerali. Poi proseguiranno per Arstetten, dove saranno tumulati. Alle 9:50 il treno si mette in moto. «46 anni prima, un'altra nave, la Novara, portava a Trieste la salma dello zio di Francesco Ferdinando, Massimiliano d'Asburgo, imperatore del Messico, ucciso dai repubblicani di quel paese. Fu seppellito a Vienna nella cripta dei Cappuccini, assieme a tutti gli altri componenti della famiglia imperiale. Massimiliano nasce a Vienna il 6 luglio 1832 con il nome di Ferdinando Massimiliano. I genitori sono Sofia di Wittelsbach e Francesco Carlo d'Asburgo. Il loro primogenito, Francesco Giuseppe, diventerà imperatore a 18 anni nel 1848. Un anno dopo la nascita di Massimiliano avranno un terzo figlio, Carlo Lodovico. Massimiliano fin da giovane non ama la vita di corte. Si appassiona invece all'arte, alla letteratura e allo studio della natura. Vive prevalentemente a Schönbrunn, grande residenza reale poco fuori Vienna, e già a 16 anni si fa costruire nella vicina Hitzing un piccolo chalet, Maxing. A 18 anni Massimiliano intraprende il suo primo viaggio in Grecia e Turchia, che descrive minuziosamente in forma di diario. Rimane fortemente sedotto da esperienze come l'invito a pranzo dal Pascià e la visita al mercato delle schiave a Smirne. La passione per l'esotico si fonde con l'entusiasmo per la vita di mare e a 20 anni Massimiliano si arruola in marina e dopo un tirocinio come ufficiale ottiene il suo primo comando sulla corvetta Minerva. A 22 anni è nominato contrammiraglio e comandante in capo della Marina da guerra.
forte del suo entusiasmo, dà l'avvio alla grande stagione dell'Austria nell'Adriatico. La nomina a contrammiraglio induce Massimiliano a prendere residenza a Trieste. Affitta Villa Lazzarovic sulle pendici del Colle di San Vito. La casa viene interamente restaurata, secondo le sue indicazioni, molto precise anche nella scelta dei particolari dell'arredamento, in sintonia con una concezione di vita libera, non soggetta alle cerimonie di corte. Gran parte degli arredi seguiranno Massimiliano quando si trasferirà nel castello di Miramare. Molte sale sono impregnate dalla sua passione per l'esotico e dai suoi ricordi del viaggio in Turchia nel 1850. Spesso i servitori indosseranno abiti di foggia levantina. Figura dominante della borghesia mercantile triestina di quel tempo è Pasquale Revoltella, uomo di modeste origini, che viene nominato barone dopo aver accumulato una enorme fortuna. Il 26 febbraio 1859 inaugura il suo sfarzoso palazzo cittadino. La presenza dell'arciduca è ricordata da una scritta sotto la balaustra dell'atrio al primo piano, dove si trova l'imponente allegoria marmorea a celebrare il taglio dell'Istmo di Suez, di cui il Revoltella è uno dei massimi fautori come vicepresidente della Compagnia Universale del Canale di Suez. Proprio l'Egitto è uno dei paesi che ha maggiormente attratto Massimiliano, che annovera tra le sue collezioni anche una di antichità egizie. L'attrazione per l'esotico è un vezzo molto diffuso nella ricca borghesia di metà Ottocento, che ama decorare di pittoresco gli sfarzosi interni delle proprie abitazioni. Massimiliano continua a viaggiare con frequenza lungo le coste del Mediterraneo, sia come ufficiale di marina che come turista a bordo del suo yacht Fantasia. È attratto dalla diversità dei costumi, dai musei, dalle opere d'arte e dai suoi interessi botanici. Tutte queste esperienze probabilmente andranno a comporsi nell'idea di una residenza a picco sul mare, attorniata da un giardino delle meraviglie. La tradizione vuole che l'arciduca nell'estate del 1855, sorpreso da una tempesta, si rifugi nel porticciolo di Grignano e, affascinato da quel promontorio aspro e selvaggio, quasi totalmente privo di vegetazione, decida di costruire lì la residenza che sognava. Commissiona un progetto per una villa all'ingegnere viennese Carl Juncker, richiedendo una torretta esposta verso il mare e la merlatura sul coronamento del tetto. Si rivolge anche all'ingegnere triestino Giovanni Berlam,
che elabora il progetto di una residenza estiva di gusto neomedievale. Dopo varie lettere, Karl Juncker elabora un secondo progetto, che questa volta soddisfa Massimiliano. Si tratta di un castello a 3 piani. Sono sempre presenti la torretta, la merlatura e le finestre ad arco a tutto tondo. Come suggerisce una sua poesia, Das Schloss am Meer, egli vuole dare corpo a una dimora romantica, dove colloquiano strettamente fra loro natura, mare, vegetazione ed il castello. Miramare sarà anche l'occasione per l'arciduca, amante della natura e buon conoscitore della botanica, di attuare sperimentazioni di giardinaggio. Già durante un suo viaggio in Brasile tra il 1859 e il 1860, cataloga e raccoglie in un album una cospicua serie di aroidee, raccolte nelle province di Bahia e Rio de Janeiro. Nasce così il progetto di un grande parco digradante verso il mare, che raccolga piante provenienti da tutto il mondo. I lavori per la costruzione del castello iniziano all'inizio del 1856. Nel dicembre dello stesso anno, Massimiliano si fidanza a Bruxelles con Carlotta del Belgio. Madame, la graziosa risposta di Sua Maestà, il vostro augusto padre, rendendomi profondamente felice, mi autorizza ad indirizzarmi direttamente a Vostra Altezza Reale per esprimere i sentimenti della mia riconoscenza più cordiale e più vivamente sentita per il consenso che avete voluto dare alla mia domanda, consenso che assicura la felicità della mia vita. 3 mesi più tardi. Approfittai di un momento libero in mezzo ai faticosi impegni per affrettarmi a Miramare. Ho potuto dare precise istruzioni per tutti i disegni degli arredi interni ed i dettagli del giardino, e quindi spero in un buon proseguimento senza dovermi immischiare ulteriormente di persona, cosa che con i miei nuovi impegni non potrei più fare. In questo periodo chiama i decoratori Franz e Julius Hoffmann, ai quali fornisce indicazioni molto precise riguardo l'allestimento delle stanze, ma si pensa anche a riutilizzare gli arredi di Villa Lazarovic. Tutti gli oggetti d'arte, specchi e vasi della villa devono essere usati con buon gusto, di modo che il meno possibile debba essere acquistato di nuovo. A Vienna
Già dal 1848 è imperatore il fratello Francesco Giuseppe. Nel 1853 sfugge per poco a un attentato da parte di Giuseppe. In modo di ringraziamento per lo scampato pericolo, Massimiliano fa erigere a Vienna una chiesa che si chiamerà Votivkirche. Il progetto è affidato a Heinrich Ferstel, che darà all'edificio quel carattere neogotico che tanto affascina l'arciduca. Massimiliano sposa Carlotta a Bruxelles il 27 luglio 1857. Poi proseguono in viaggio di nozze per Venezia, dove hanno luogo grandi festeggiamenti in loro onore. Poi si stabiliscono a Milano, perché nel frattempo Massimiliano è stato nominato governatore del Lombardo-Veneto, con l'incarico di portare la normalità in una regione arroventata dalle guerre risorgimentali italiane. Il suo arrivo è preceduto da un editto dell'imperatore. Caro Feldmaresciallo Radetzky, trovo, in via di grazia, di condonare a tutti gli individui appartenenti al regno lombardo-veneto, detenuti tuttora in pena per crimini di alto tradimento, lesa maestà, perturbazione della pubblica quiete, rivolta e subordinazione, l'intera pena loro inflitta, e di ordinare che i medesimi vengano immediatamente posti in libertà. In pari tempo, trovo di sopprimere pure tutti i processi pendenti nel regno lombardo-veneto per i crimini sopra accennati, ordinando la liberazione dalle carceri delle persone detenute per tali titoli. La Corte Speciale, esistente a Mantova, cessa da questo istante dalle sue funzioni e sarà tosto sciolta. Dopo soli 2 anni, Massimiliano viene esonerato dal fratello, perché ritenuto di idee troppo liberali. Qualche mese dopo si combatte la battaglia di Magenta, seguita dalla sconfitta decisiva di Solferino. Francesco Giuseppe, a capo delle sue truppe, deve dare un ordine di ritirata che si trasforma in disfatta. Massimiliano e Carlotta si rifugiano a Miramare. Abitano nel castelletto, che in futuro sarà destinato agli ospiti, in attesa che venga ultimata la residenza principale. Ma le loro attenzioni sono tutte rivolte al giardino. La costruzione del giardino procede velocemente e ciò mi rallegra più che mai. Il giardiniere mi racconta di miracoli. Tutto è rigogliosamente verde e in piena fioritura. In questa bella, pacifica giornata, tutto mostra il suo splendore. La vigilia di Natale del 1860, Massimiliano e Carlotta prendono alloggio negli appartamenti al piano terra del castello di Miramare, arredati secondo quanto suggerito dall'arciduca e proposto dagli Hoffmann. Nella stanza da letto, l'ambiente deve essere diviso, a metà altezza, da una balconata e arredato come la cabina di una nave. I soffitti e i rivestimenti devono essere in legno di quercia o imitazione, in stile antico inglese. Anche le pareti della biblioteca devono essere completamente in legno di quercia e riccamente decorate.
La biblioteca ha una posizione dominante all'interno del castello e sembra quantificare l'amore di Massimiliano verso la cultura. Prevalgono gli interessi scientifici su quelli umanistici, anche se la scelta di questi ultimi rivela una particolare sensibilità poetica. Qui riceve spesso la visita di ufficiali della Marina, del barone Revoltella e dell'amico Nicola Bottacin, appassionato botanico. Le stanze di Carlotta, rivestite di stoffa azzurra, si trovano nell'ala del castello esposta ad oriente. Durante una delle frequenti crociere lungo la costa dalmata, scoprono un vecchio monastero nell'isola di Lacroma, vicino Ragusa. Pensano di costruirsi un'altra residenza, come diversivo a Miramare. L'isola è acquistata da Carlotta, ma il progetto non sarà mai portato a termine. La loro vita scorre scandita dalle visite dei parenti. Il 18 maggio 1861 l'imperatrice Elisabetta, moglie di Francesco Giuseppe, di ritorno dall'isola di Madeira, sbarca a Miramare attesa dal marito. Massimiliano e Carlotta la ricevono con tutti gli onori e l'avvenimento viene ritratto dal pittore Cesare Dell'Acqua. Ma Elisabetta a Miramare resta quasi sempre chiusa nelle sue stanze. Gli ospiti alloggiano ancora nel castelletto perché le sale di rappresentanza al primo piano del castello non sono ancora pronte. Saranno terminate durante la permanenza di Massimiliano nel Messico, da dove continuerà a dare disposizioni molto precise sull'arredo. Nel settembre del 1861, in una conversazione a Biarritz fra Napoleone III, la moglie Eugenia, sovrani di Francia, e il diplomatico messicano José Hidalgo, si fa per la prima volta il nome di Massimiliano quale candidato al trono del Messico. Splendida idea. Benissimo, e dal momento che la proposta è partita da Vostra Maestà, sarà vostro privilegio fare il nome del futuro imperatore del Messico. Oh, vediamo. C'è il principe Albrecht di Ansbach. Oh, ma è protestante, no, non può andare. C'è il margravio di Lippe-Detmold. No, troppo vecchio. Massimiliano d'Austria. Oh, ma è un Asburgo, non accetterà certamente. Nemmeno se fosse il popolo messicano ad offrirgli il trono con un plebiscito. Si può provare. Il 3 ottobre 1863 la delegazione messicana, presieduta da Gutiérrez de Estrada, in visita a Miramare, offre a Massimiliano la corona imperiale. Così Massimiliano e Carlotta lasciano Miramare il 14 aprile 1864 con la nave Novara,
verso il loro triste destino. Nella storica data in cui le vostre maestà per la prima volta toccano questa terra, il cuore del popolo messicano è troppo pieno di orgoglio e di gratitudine per pronunciare più di questa parola. Benvenuti. È con un senso di profonda riverenza che noi tocchiamo questa terra, eccellenza. Nella piena coscienza dei nostri obblighi verso di essa e verso coloro che ci hanno affidato il loro destino. Massimiliano non conosce la situazione politica e militare in cui si trova il Messico. Si è fidato dei giudizi di fuoriusciti e delle lusinghe napoleoniche, ma la realtà è completamente diversa. La popolazione, in maggior parte di fede repubblicana, non vede con favore la sua presenza. Massimiliano si stabilisce nel palazzo di Chapultepec, che sorge su una collina circondata da un grande parco. Viene ristrutturato e collegato da una strada al Palazzo del Governo di Città del Messico. Il neo-imperatore ha grandi idee per modernizzare lo Stato, ma è ostacolato da una burocrazia inerte e da una situazione finanziaria disastrosa. Cerca di conquistare le simpatie dell'opposizione che rappresenta i peones, nonostante le proteste dei conservatori che lo appoggiano. Anche il capo delle forze francesi in Messico, il maresciallo Bazaine, lo ostacola nella sua azione. Quando Napoleone III gli ritira prima l'appoggio economico, poi quello militare, la situazione precipita e le truppe repubblicane in breve tempo si impadroniscono di tutto il territorio. Il destino dell'impero è segnato. Io parlo da soldato, c'è una sola cosa da fare. Abdicare. Noi non abdicheremo. In questo caso, maestà. Adieu. Questa corte giudica l'imputato Massimiliano d'Asburgo reo di aver accettato la corona del Messico da una minoranza di traditori, reo di aver usurpato la sovranità al popolo messicano e di aver devastato il territorio, reo di aver intrapreso una guerra di conquista contro la Repubblica aiutato dai generali Miguel Miramón e Tommaso Mejía. Massimiliano d'Asburgo, è mio dovere di informarla che il Presidente della Repubblica ha respinto la domanda di grazia e che la sentenza sarà eseguita domani mattina all'alba. E i generali Miramón e Mejía? La loro sentenza sarà eseguita contemporaneamente alla sua. Vostra Altezza ha nulla da dire? Dia questo denaro ai suoi soldati, capitano, e dica loro che mirino al cuore. Armas! Preparen! Apunten! È il 19 giugno 1867. A Querétaro, luogo dell'esecuzione, qualche anno più tardi viene innalzata una cappella per ricordare l'evento.
Carlotta, impazzita dal dolore, viene ospitata per alcuni mesi nel castelletto per poi essere trasferita in Belgio, dove morirà nel 1927. L'arredo del castello viene ultimato dopo la partenza di Carlotta per il Belgio. La Sala del Trono, mai vista da Massimiliano, è concepita come il luogo della glorificazione degli Asburgo, con i ritratti di tutti i regnanti della Casa d'Austria. In alto, sotto una volta decorata da strutture di legno in stile inglese, c'è anche una galleria per i musicisti. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare è meta di brevi soggiorni da parte di componenti della famiglia d'Asburgo. Tra questi c'è anche l'erede al trono Francesco Ferdinando, nipote di Massimiliano, che viene ospitato nella primavera del 1914, poco prima di essere assassinato a Sarajevo. Negli anni 30, dopo il passaggio di Trieste all'Italia, viene ad abitare a Miramare il duca Amedeo d'Aosta, comandante la prima divisione aerea di stanza a Gorizie, fino a quando è nominato viceré dell'Etiopia. Nel 1943 il castello è occupato dalle truppe militari tedesche che lo lasciano alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il loro posto viene preso dalle truppe neozelandesi, inglesi ed americane. Così, solo nel 1955, dopo il ritorno di Trieste all'Italia, il parco e il castello di Miramare sono aperti al pubblico, realizzando un vecchio desiderio di Massimiliano.